Signor Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione. Mi perdoni, Ministro, colleghi, per favore. Allora, mi perdoni, Ministro. Ore 14:20, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Angela Finocchiaro annuncia ciò che è già nell'aria da tempo, l'ipotesi più temuta dagli azionisti. Il Governo pone la fiducia sul decreto Banche Venete con la maggioranza che rinuncia ad apportare modifiche al testo. Nessun rinvio in commissione e il Movimento 5 Stelle si scatena con Salva Danai, scritte e cori. Basta la formula. Colleghi, per favore. Non potete permettervi di dare dei ladri in quest'Aula. Basta. La seduta viene sospesa, voto rimandato dopo le conferenze dei capigruppo. Voto rimandato a domani. Il dado è tratto, il decreto resta così com'è. La richiesta di modificarlo per ottenere maggiori garanzie sui rimborsi agli azionisti traditi svanisce. Pioggia di critiche sull'esecutivo da più parti. L'eco di Roma arriva in Veneto, dove il governatore Luca Zaia parla di una blindatura ad hoc del decreto, e gli azionisti risparmiatori che in questi giorni hanno dato vita ai blitz di protesta nelle sedi delle filiali si preparano a scendere in massa domani pomeriggio a Montecitorio. Non ci si può aspettare altro, visto e considerato che siamo davanti a cittadini che spesso sono ridotti sul lastrico, che compravano queste azioni con l'ottica di avere in mano un bene rifugio, un investimento sicuro, e si sono ritrovati letteralmente ripuliti. Ma gli attacchi non finiscono qui. Il Codacons ha presentato un esposto alla Commissione europea in cui si chiede di aprire un procedimento contro l'Italia per aver concesso aiuti di Stato vietati a Veneto Banche e Banca Popolare di Vicenza. Scrive il Codacons: gli aiuti di Stato concessi a favore di due istituti bancari che si trovano nell'attuale situazione di dissesto a causa della scellerata e truffaldina gestione dei vertici amministrativi rappresentano una grave violazione della normativa sugli aiuti di Stato. La Commissione avrebbe dovuto valutare non solo le dichiarazioni delle autorità di vigilanza, ma tenere conto anche delle indagini penali in corso.